Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento settimanale con A Voi la Linea. Si è conclusa l'edizione 2022 di Friuli Doc con numeri da record. Per evitare polemiche sulle cifre, il Comune di Udine si è affidato all'Università di Udine. Con un preciso sistema informatico sarà in grado di stimare in maniera scientifica il numero di persone presenti alla Kermesse. Per saperne di più ci colleghiamo con Daniele Paroni, che si trova a Udine con l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz. A te la linea, Daniele. Grazie della linea, siamo in piazza Duomo, che devo dire fa un po' tristezza, perché pensare i numeri che abbiamo visto ieri era completamente gremita e qui si sta smantellando parte dei allestimenti proprio per Friuli Doc, che si è concluso ieri sera. Assessore, come chiudiamo, come archiviamo questa edizione? Ma io devo dire che con grande soddisfazione archiviamo questa edizione, la 28ª di Friuli Doc. Grande soddisfazione non solo noi come amministrazione comunale, ma soprattutto grande soddisfazione da parte degli operatori economici, di quelli che sono i veri protagonisti, perché hanno avuto numeri molto importanti, una grande partecipazione, una grande presenza e anche un grande ritorno sotto il profilo economico. E poi tanti eventi, anche ieri sera il concerto finale di Sciada ha visto moltissimi giovani in piazza, quindi è stato anche un grande momento di festa, di socializzazione, per non parlare poi di tutti gli eventi culturali legati sia all'identità friulana ma anche legati ad altre iniziative. Penso solo al ruolo determinante dell'università, insomma, quindi un evento che sempre di più si caratterizza a 360 gradi, non solo come grande vetrina promozionale dell'enogastronomia e dell'artigianato. Gli artigiani hanno fatto qualcosa di eccezionale in via Mercato Vecchio, il Salotto di Udine, con i loro laboratori didattici rivolti anche ai giovani, quindi un modo per trasmettere anche alle future generazioni dei messaggi positivi di cui abbiamo estremamente bisogno. Quindi grande soddisfazione e un po' di tristezza oggi che si chiude dopo 4 giorni di grande festa. Ecco Franz, numeri, so che al momento non ne fate perché l'organizzazione punta alla qualità, però fra 2 settimane c'è qualcosa di scientifico che ci aiuterà a dire quanta gente è arrivata a Udine per Friuli Doc. Sì, il nuovo format di Friuli Doc prevede questa integrazione con Udine sotto le stelle, quindi con gli operatori della città, i bar, i ristoranti, quindi non siamo più alla ricerca di numeri fine a se stesso, ma come dicevo di qualità nel servizio che viene erogato, e proprio per non evitare polemiche sui numeri, che possono essere sempre un dato poco oggettivo, quest'anno devo ringraziare l'Università di Udine. Abbiamo l'accordo con la Geomatica, per cui fra 2 settimane ci daranno dei dati molto precisi in base ai tabulati dei cellulari, quindi sapremo non solo i numeri esatti, ma anche come si sono spostati, le loro provenienze, e questi saranno dati significativi non tanto per alimentare sterili polemiche politiche, ma per indirizzare le future azioni, le future strategie su Friuli Doc e su tutta la promozione della città di Udine e del Friuli. Ecco, voi puntate all'ordine, 48 ore fa le forze dell'ordine nell'immediata periferia hanno effettuato dei controlli, ci sono state 23 patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza, quindi siamo abbastanza lontani dalle situazioni abbastanza, definiamole, colorate di qualche anno fa. Ma senz'altro, insomma, io ho cercato dall'inizio di togliere questa nomea che a me era un po' antipatica, che Friuli Doc fosse la sagra delle sagre. Qualcuno l'ha messo con un accento polemico, invece per me è una grande soddisfazione che ormai Friuli Doc sia una vetrina di 1000 eventi anche sportivi, presentazioni di squadre di basket, testimonial dell'Udinese, culturali, e soprattutto che sia una manifestazione elegante, ordinata e sicura, per cui non posso che ringraziare le forze dell'ordine e anche la polizia locale per il grande lavoro fatto, ma anche tutto sommato i visitatori e i turisti, perché a me sembra che tutto si sia svolto nel meglio, che non ci siano stati episodi particolari. Poi qualcuno sui numeri, che comunque sono grandi numeri questi dell'evento, ci sia qualcuno che ha trasgredito, e quello, insomma, mi dispiace per lui, voglio dire. Però noi vogliamo che il segnale sia chiaro: qua devono venire a fare festa, però sempre rispettando le regole. Soprattutto è stata una grande occasione di socializzazione, perché io stesso passeggiando, ricordo che il perimetro e l'area di Friuli Doc è sempre più esteso, passeggiando da piazza Patriarcato, da via Gemona fino a
in fondo a via Aquileia piuttosto che da via Manina a largo dei Pecila, in modo da incontrare tantissima gente, e questo dopo 2 anni di pandemia è un altro segnale importante, positivo, per non parlare poi di tutti i laboratori rivolti ai bambini. Penso all'Arlef, che ha fatto 1000 iniziative didattiche sulla lingua e identità friulana nella corte di Palazzo Morburgo, quindi devo ringraziare tutti per questo grande lavoro di squadra, perché senz'altro il successo della manifestazione è frutto di un grandissimo lavoro di team. Grazie all'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, col supporto tecnico del nostro Paolo Bassi restituisco la linea allo studio, arrivederci. Grazie Daniele, noi parliamo ancora di festa, quella che possono fare i tifosi dell'Udinese che iniziano a sognare, almeno per ora. Grande la gioia di chi ha seguito ieri la squadra a Reggio Emilia, tanta la voglia di festeggiare, ma altrettanto presente l'atteggiamento prudente di chi si è già illuso troppe volte. Vediamo. La gioia per la 4ª vittoria consecutiva, il crack del pullman già a Carpi e poi l'esperienza del viaggio di rientro verso Udine sul pullman della squadra. Una domenica indimenticabile per i tifosi degli Udinese Club di Spilimbergo e di San Daniele 33038 che, nel dopo partita di Sassuolo Udinese, negli occhi avevano ancora le immagini di un successo incredibile. Renata, un po' di disavventura nel finale, però che partita è stata? È eccezionale, diciamo che ero un po' preoccupata visto il primo tempo, poi abbiamo dilagato e comunque l'Udinese c'è e siamo contenti, diciamo che è andata bene quello. Se succedeva la mattina era peggio, una disavventura che comunque finisce bene perché tutto sommato avremo anche un'esperienza da ricordare nel tempo. Ma comunque noi ricorderemo di più questo 1-3. Sicuramente 1-3, quarta vittoria di fila, siamo secondi in classifica, possiamo affrontare anche l'Inter con più serenità. Un po' partita particolare, ma che partita abbiamo visto a Sassuolo? È stata una bella partita, sofferto nel primo tempo che sono passati in vantaggio, però dopo con i cambi giusti siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Ma tu te lo aspettavi? A un certo punto sembrava che non riuscissimo proprio a segnare. È stato molto faticoso perché loro erano molto chiusi in difesa, però dopo con i giocatori giusti ce l'abbiamo fatta. Senti, adesso i tifosi sognano? Sì. Cosa sognano? Sogniamo di finire il campionato in una posizione meglio degli anni scorsi, però si vedrà. Vale più che con la Roma, perché non ci si credeva a quello che si vedeva in campo nel primo tempo. Poi dopo hanno cambiato la storia, allora si sono messi a pedalare e l'abbiamo fatta. È una grande Udinese, se vuole mettere le carte in calmo. Un piccolo inconveniente, però si torna a casa contenti. Sì, perché il risultato è stato positivo, quindi diciamo se la prende con filosofia. Sono cose che possono succedere, siamo tutti bene, aspettiamo i rinforzi. E noi abbiamo ancora però negli occhi quei gol dell'Udinese, 4ª vittoria consecutiva. Dove andiamo? Ma bisogna stare coi piedi per terra perché può succedere anche di perderne 4. L'importante è giocare con una mentalità come ha fatto in trasferta sia a Monza che qua, e da mentalità vincente. Poi la palla è rotonda, oggi può darti bene o può darti male. Comunque è importante partire con la mentalità che quando si va in trasferta di fare i 3 punti, non mai accontentarsi del pareggio, che non porta mai a niente. Però questa Udinese convince, cioè la mentalità ce l'ha per arrivare lontano, o no? No, è troppo presto per fare questi discorsi qua, perché dopo dell'euforia, dopo magari la prima partita che va male, tutti si scoraggiano, bisogna fare una partita alla volta. Adesso gira tutto bene. Bellissima, stupenda, sempre un'emozione vedere la mia Udinese, sempre. Non è stata facile, primo tempo bruttino, però poi è venuta fuori con i cambi giusti, no? Sì, per fortuna, ma sappiamo che ogni giocatore è lì per combattere e per fare la differenza, ognuno di loro. E tu c'è qualcuno che secondo te più di altri fa la differenza o vedi proprio la squadra e la mano di Sottil? Beh, la squadra sicuramente in primis, così come il nostro grandissimo allenatore, poi a me personalmente piace un sacco Silvestri che sta facendo veramente la differenza e si vede, e vabbè Beto davanti, una garanzia. Senti, e tu cosa sogni per questa squadra? Tornare ai livelli di 10 anni fa, si spera, prima o poi. Allora, prima della partita pronosticava un 3-0, è andata un 1-3, ci ha fatto soffrire, ma è andata come speravamo.
Sì, abbiamo sofferto il primo tempo, gli abbiamo regalato il gol perché a noi piace soffrire, no? Per poter vincere poi. Dopo il secondo tempo abbiamo dominato tranquillamente. Erano in 10, però i cambi hanno cambiato la partita. I cambi giusti li ha fatti Sottil, l'ha preparata Sottil come quella con la Roma, quindi è l'allenatore che è il protagonista di fatto? Io direi che è l'allenatore e la curva. La curva oggi ha fatto, come a Monza, come allo stadio Udine con la Roma, ha fatto il suo bel 12° uomo in campo. Daremo l'anima, l'hanno data l'anima perché oggi è una bella vittoria anche se sofferta. Assolutamente sì, è una vittoria fantastica, siamo alti in classifica e siamo molto contenti, era iniziata male ma alla fine dando l'anima l'abbiamo portata fuori, questo è molto bello, siamo molto contenti. 4 vittorie di fila, adesso c'è l'Inter, riusciremo a fare la quinta come ai tempi di Oddo? Speriamo, non lasciamo limite alla provvidenza perché la squadra sta giocando veramente bene e sinceramente penso che ce la potremo fare. Incrociamo le dita e forza Udinese sempre. Questa Udinese piace, l'Udinese di Sottile, si vede? Si vede la mano del mister. Una squadra che ha cambiato marcia rispetto all'altro anno, anche se nel finale di campionato va comunque giocato bene con Cioffi, comunque una grande squadra, grandi risultati e speriamo bene, dai, speriamo di continuare come abbiamo cominciato il campionato. Fosse ogni domenica così. Magari non con il finale in autostrada, però. No, domenica siamo a Udine, no? Sì. Ecco, con l'Inter sarà dura, però speriamo bene, dai. Si pensava con la Roma che ci andava a buca, invece l'abbiamo vinta, no? Voltiamo pagina. Varsila presenterà oggi al governo, alla regione e ai sindacati, a tempo per farlo fino alla mezzanotte, il piano di mitigazione degli esuberi previsti dopo la volontà manifestata di chiudere lo stabilimento a Bagnoli della Rosandra. Ci aggiorna da Trieste Andrea Pierini. Buongiorno da Piazza dell'Unità d'Italia, verrà consegnato a brevissimo o almeno entro la giornata di oggi il piano industriale del gruppo Varsila che dovrebbe prevedere un piano di mitigazione per quanto riguarda l'impatto dei 450 esuberi che si verrebbero a creare con la decisione del gruppo di dismettere una linea produttiva dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle. Oggi è il giorno, il documento verrà consegnato sia alla Regione Friuli Venezia Giulia ma anche alle rappresentanze delle sigle sindacali, ai ministri Giorgetti e Orlando rispettivamente dello sviluppo industriale e del lavoro. Cosa succederà? Questo piano dovrebbe prevedere un modo per ridurre l'impatto di questi esuberi, si parla di 450 posti di lavoro diretti e altrettanto indiretti. Da quello che era trapelato al tavolo del Mise della scorsa settimana sembra che la volontà è quella di cercare un advisor che possa provvedere alla cessione del ramo d'azienda, insomma dello stabilimento, di parte dello stabilimento produttivo, nonostante il gruppo Varsila continua a dire che si vuole continuare a investire su Trieste. Per quanto riguarda le scadenze, oggi la consegna di questo piano alle sigle sindacali, poi ci saranno 30 giorni di discussione e poi dovrebbe partire la cassa integrazione per quanto riguarda gli esuberi effettivi che dovrebbe durare un anno. Questo sulla carta. Quale cosa potrebbe succedere di diverso? Potrebbe succedere di diverso che il 14, quindi fra 2 giorni, nel Tribunale di Trieste è prevista la discussione del ricorso presentato dai sindacati per comportamento contro l'azienda per comportamento antisindacale e a quel punto la procedura potrebbe dover ripartire da zero e quindi ulteriori 60 giorni per il gruppo Varsila per presentare il piano industriale e poi 30 giorni per la discussione. Questa è al momento la situazione, non c'è ancora il piano, maggiori aggiornamenti ovviamente nel corso della giornata, sempre che il gruppo non lo consegni magari alle 23:59 come prevede la norma. Se non ci sono domande da studio vi restituirei la linea. Perfetto, grazie Andrea, noi ci separiamo un attimo per la pubblicità.
Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A Voi la Linea, che apriamo con l'argomento del giorno. Ritorno a scuola, genitori e nonni sorridenti fuori da scuola dopo le prime ore sui banchi di figli e nipoti. Le sensazioni per il nuovo anno scolastico sono positive, soprattutto per il ritorno alla normalità post-Covid. Abbiamo raccolto qualche testimonianza alla scuola media centro storico di Pordenone. Com'è stato questo rientro oggi dei ragazzi? Questo rientro un po' faticoso, nel senso che a livello organizzativo, però bene, dai, una nuova esperienza, lui è in prima media e quindi una nuova esperienza anche per i genitori. Che aspettative ha per quest'anno, insomma, senza la mascherina, con il ritorno del compagno di banco? Gabriele era un po' triste perché non ha trovato i compagni che aveva selezionato, però insomma dai, adesso avrà modo di fare nuove amicizie. La scuola nuova è stata scelta, insomma, come? Diciamo per vicinanza e perché aveva un po' di amici che venivano qua e quindi noi abitiamo qua vicino, quello sostanzialmente. No, è andato bene, sì, certo. Un'emozione più per i genitori che per i ragazzi, credo. E forse un primo giorno di scuola un po' più normale degli altri? Sicuramente sì, ci voleva. Ci voleva perché lo aspettavamo tutti, un rientro soprattutto nella socialità, nelle nuove relazioni, nuovi momenti anche per stare insieme con i compagni e finalmente ritornare pian pianino a quella che è la normalità che ci auspichiamo tutti. Figli? 2, l'altro è iniziato il liceo oggi. E quindi doppia emozione? Doppia emozione, esatto. Insomma, che primo giorno è stato? Il primo giorno è stato bellissimo, secondo la nipotina, mi auguro che continui, infatti ha ritrovato compagni di scuola, anche seduta vicino, quindi più di così, l'insegnante sembra tanto carina. E dai, e via, si torna alla normalità, sì. Anche per i nonni che devono ritornare a prendere i ragazzi? Sì, che hanno questo impegno continuo, sì. Comunque benissimo, sono contenta di fare la nonna, di fare tutto questo. L'importante è che si trovi bene la bambina, ma sembra proprio di sì. Un anno che riparte sotto che auspici? Beh, nella speranza che i ragazzi possano fare una scuola come hanno sempre fatto, come abbiamo fatto noi, potendosi guardare in faccia e vivendo la normalità. Adesso si riprende qualche preoccupazione sul fronte degli organici, delle scuole, degli insegnanti, ecco che anche lì magari sono sotto organico, insomma come va da voi? Ma speriamo bene, per il momento insomma hanno incominciato, io ho un bambino che fa la prima, uno la seconda media. Quindi dai, vediamo, dobbiamo essere ottimisti che la scuola faccia la sua parte. Si arriverà insomma fino in fondo quest'anno senza la mascherina? Speriamo, questo sì, lo speriamo davvero, soprattutto per i ragazzi. Adesso sono contenti di aver finito le prime 3 ore di scuola. Allora la mamma lo dice, insomma voi cosa dite? Sì, dai. Com'è stato questo primo giorno? Bello, dai, abbiamo qualche nuovo compagno, nessun compito, bene. E per te? Prima media? Sì, prima media, mi dispiace un pochettino per le vacanze perché sono finite subito, però ho trovato amici che non sapevo e basta. I professori? Nuovi, quindi com'è stato il primo impatto? Ne ho visti solo 2 perché gli altri erano impegnati, credo, e basta, però bravi. Rimaniamo sul tema della scuola, un esempio di razionalizzazione, innovazione e di capacità di adeguarsi alle necessità del momento in cui è evidente il calo demografico. Sono i motivi per i quali è stato scelto il Polo Scolastico di Coseano per inaugurare ufficialmente il nuovo anno scolastico del Friuli Venezia Giulia. In quest'area, dotata anche di impianti sportivi, ogni giorno siedono sui banchi dalla materna alle medie 220 bambini. Vediamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori dal Polo Scolastico di Coseano. Ci troviamo a Cisterna di Coseano dove oggi è stato in un certo qual modo inaugurato, oltre al nuovo anno scolastico, anche questo plesso che è stato ristrutturato. Per l'occasione è presente l'assessore regionale Alessia Rosolen. Sotto quale auspicio praticamente parte questo nuovo anno scolastico? Perché avete scelto proprio qui Coseano per inaugurare in sostanza l'anno scolastico per tutta la regione.
Abbiamo scelto questo polo scolastico per dare il senso sia di quello che è stato il lavoro fatto dall'amministrazione regionale e dalle amministrazioni locali rispetto all'offerta di una scuola sempre più moderna e sempre più all'avanguardia, sia per dare il senso di quello che è l'obiettivo sul quale abbiamo deciso di lavorare, ossia una razionalizzazione che non sia risparmio, ma che sia valorizzazione di quelle che sono state le capacità di programmazione nel corso degli anni. Questa è evidentemente una scuola che, come tante altre, prova su di sé che cosa significa il calo demografico, ma questa è una scuola che ha guardato avanti e che sa già che sarà una scuola dove verranno accolti in maniera ottimale anche i bambini di altri territori. Sì, perché in sostanza sono concentrati tutti i servizi proprio in questo posto, la struttura è estremamente funzionale. Servizi, didattica e modernità della struttura credo siano le tre parole sulle quali costruire la scuola, le future scuole del Friuli Venezia Giulia. Razionalizzare, ripeto, significa rendere ancora più efficienti i servizi che già efficienti sono, e su questo ci stiamo muovendo. Parliamo anche di regole con l'avvio del nuovo anno scolastico, quindi con oggi si apre un nuovo capitolo, praticamente non ci sono più le limitazioni che erano state imposte nel periodo del Covid. È sicuramente un grande senso di libertà per tutti, per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, per il personale docente, per i ragazzi. E tutto avviene comunque sempre nel principio di massima salvaguardia di quella che è la situazione all'interno delle scuole. Non ci sono più le mascherine, rimane comunque alta, necessariamente alta, l'attenzione rispetto al propagarsi di qualsiasi contagio. Per quanto riguarda personale? Perché manca ancora ATA, no? E questo è un nodo che deve essere ancora sciolto, no, ma non dipende dalla regione. No, il personale ATA in questo momento ha ricevuto, credo, un'iniezione importante dall'accordo che abbiamo fatto con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo messo 1,5 milioni di euro per l'assunzione di personale ATA, oltre che per il personale tecnico, per il personale di sostegno, per il rafforzamento della didattica nelle scuole di montagna e laddove sono state necessarie le pluriclassi. L'amministrazione regionale credo abbia contribuito con un tassello importante a sicuramente la già maggiore attenzione che c'è nei confronti della scuola. Grazie all'assessore regionale Alessia Rosole, ne passiamo il testimone al sindaco di Coseano Davide Asquini. L'assessore ha rilevato effettivamente quelle che sono le caratteristiche di questo polo, un polo al quale avete lavorato per tanto tempo. Sì, abbiamo lavorato circa per 10 anni, quindi con l'amministrazione precedente di Valerio Del Negro. In questa scuola in particolare abbiamo fatto sia l'efficientamento sismico, in tutte e due veramente, e anche quello energetico, e quindi anche una questione di risparmio notevolissimo, veramente notevolissimo, e in più qui uno dei pochi esempi, penso, in regione c'è la ventilazione meccanica assistita, che è stata progettata addirittura prima del Covid, e di questi tempi direi che è qualcosa di eccezionale proprio per la sua utilità. Voltiamo pagina, è stata presentata all'Abbazia di Corno di Rosazzo l'iniziativa Felix ce li porta, proposta da Noi Cultura e Turismo con Itineraria. Si svolgerà il 18 settembre con l'obiettivo di riscoprire luoghi di culto. Si svolgeranno visite guidate in 14 tra chiese e cappelle votive. Presentata Felix ce li porta, l'iniziativa promossa da Noi Cultura e Turismo in collaborazione con Itineraria, che anticipa ville aperte, manifestazione programmata ogni anno il 1° maggio, che dopo il fermo a causa del Covid riprenderà nel 2023. Felix ce li porta è dedicata alla fede e alla religiosità popolare, con visite guidate a 14 chiese e cappelle votive nei comuni di Butrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.
È una manifestazione che si tiene per la prima volta in autunno con le chiese, che va a sostituire quella manifestazione delle ville aperte che si teneva tradizionalmente per più di 15 anni, si è tenuta il 1° maggio di tutti gli anni, sempre organizzata dall'associazione Noi Cultura e Turismo. Però quest'anno, gli anni precedenti, i 2 anni precedenti, non si è potuta tenere a causa della pandemia. E allora l'associazione Noi Cultura e Turismo ha deciso di fare questo percorso delle chiese aperte che anticipa quello che sarà Ville Aperte del prossimo anno. Ma qual è il ruolo di Itineraria nell'organizzazione? Voi contribuite, collaborate, perché voi siete presenti, no? in eventi di questo genere? Sì, noi collaboriamo con l'associazione Noi Cultura e Turismo e i comuni che aderiscono a questo consorzio, chiamiamolo così, anche se non è un vero consorzio, organizzando la manifestazione e fornendo la didattica, le visite guidate, la promozione, i comunicati, tutto quello che concerne, diciamo, la diffusione di questa notizia, ma anche e soprattutto la comunicazione del valore di queste chiese, che sono 14, 2 per comune, che saranno aperte straordinariamente in questo giorno del 18 settembre. È una giornata di domenica in cui spero che le persone arrivino numerose per capire non solo la storia del territorio che queste chiese rappresentano, non solo l'arte, perché sono ricchissime d'arte, dagli affreschi trecenteschi al tanner del Cinquecento fino alle fantasmagoriche vetrate di Arrigo Poz fino al Novecento. Quindi ci accompagnano nel nostro percorso storico-artistico, ma soprattutto, come dicevamo parlando un attimo fa, è un percorso sociale, un percorso di rete, di sicurezza, di saldezza, di fede, di fiducia nella vita. E tra l'altro questa manifestazione, questa iniziativa vuole anche lanciare un messaggio, perché stanno scomparendo nelle comunità le persone che proprio si occupano con amore di questi beni architettonici importanti che abbiamo sul nostro territorio, e ce ne sono parecchi. Sì, ce ne sono parecchi volontari, ma sono ormai persone che appartengono alla comunità, ma gli anni vanno avanti. Noi dovremmo lasciare il testimone per la custodia, la tutela di questi edifici, perché sono figli a volte della paura, a volte della fiducia, a volte della protezione sul guado di un fiume per proteggere i viandanti dai briganti, per ringraziare che la peste non mi ha toccato, per pregarti che la peste vada via. E quindi è una rete di conoscenza e di solidarietà sociale che non deve essere perduta, accanto a quello che è il valore storico-artistico indubitabile di queste chiese. Ma io spero che questo percorso attraverso le chiese diventi un percorso di consapevolezza, di acquisire una coscienza di come è sopravvissuto il nostro territorio, le nostre comunità, proprio grazie a queste pietre miliari che sono queste chiesette sul fiume, su un ponte, su una strada. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.